La Polizia di Stato di Catania, su disposizione della Procura distrettuale, ha eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale catanese inerente a un deposito di criptovalute, riuscendo a individuare i responsabili di una frode realizzata con il noto fenomeno del falso trading online. È uno tra i primi sequestri effettuati in Italia di monete virtuali, eseguito dai poliziotti del Centro Operativo Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale della Sicilia Orientale, e rappresenta un importante passo avanti per il contrasto dei crimini finanziari online, i cui autori spesso utilizzano questo tipo di moneta per evitare di essere identificati. L'indagine è stata avviata dalla denuncia di un cittadino catanese vittima di una truffa per complessivi euro 87.000 compiuta mediante investimenti online su una falsa piattaforma di investimenti, meglio conosciuta come trading. Il denunciante era stato invitato telefonicamente da un sedicente operatore, denominato trader, e investitore online. Seguendo i consigli di un professionista, convinto dalla possibilità di facili guadagni dopo aver versato la prima tranche, iniziava a visualizzare sulla falsa piattaforma ingenti profitti per capitalizzare i quali tuttavia avrebbe dovuto integrare con altro denaro, ovviamente. Indotto in una sorta di circolo vizioso, la vittima aveva così iniziato a investire ulteriori somme fino a raggiungere un considerevole importo, salvo comprendere alla fine di essere stato raggirato. Complesse e sofisticate sono state le indagini condotte dal personale della Polizia Postale, che hanno consentito di ricostruire la catena dei blocchi, denominata blockchain, e individuare così il conto deposito di criptovalute dove si trovano i proventi illeciti, identificando gli autori in un cittadino della Macedonia ed un albanese. Di particolare difficoltà se ne sono rilevate altresì le procedure per eseguire il sequestro delle criptovalute depositate in una società finanziaria ubicata all'estero.